Allora, la ricostruzione è stata data dalla Procura nel corso della conferenza stampa. Sicuramente quello che è emerso è che si tratta di una lite tra giovanissimi. Sono 10 ragazzi che la squadra mobile ha immediatamente identificato. Diciamo che quando non si può intervenire con la prevenzione, la repressione deve essere immediata e questo abbiamo fatto, di cui 6 minorenni e il più grande è la vittima, un ragazzo di 22 anni. Le ordinanze di custodia cautelare sono nei confronti di un minorenne, di un diciottenne e di un diciannovenne. Il problema è gli accertamenti della squadra mobile hanno dimostrato che per sottrarre droga era una lite tra di loro che coinvolgeva questi giovani per una questione loro, ecco, non tutto il resto è con finalità diverse. Dobbiamo preoccuparci e soprattutto essere in rete sotto il profilo del recupero dei giovani. La prevenzione deve funzionare perché questa repressione ci ha dimostrato che i giovani stanno andando alla deriva. Ecco, io vorrei tranquillizzare perché la sicurezza, noi interveniamo, tutte le forze dell'ordine, con risposte tempestive ed efficaci, ma il problema di questa deriva giovanile ce lo dobbiamo porre tutti in rete, perché i giovani vanno recuperati. Qui parliamo di giovanissimi, tra i 10 autori di questa rissa, 6 sono minorenni e 4 appena poco diciottenni. E ci